Però Domenica 31 maggio, Pentecoste. È il 152esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 214 al termine. Il sole sorge alle 5:26 e tramonta alle 20:51. La luna si leva alle 14:15 e tramonta alle 2:39. Niccolò Foscarini, provveditore generale di terraferma, si incontra con Napoleone Bonaparte a Peschiera. Alla fine dell'incontro viene consentito ai francesi l'accesso a Verona. Le previsioni per domani. Giornata più stabile e soleggiata, salvo qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Temperature massime in aumento anche sensibile e minime stabili o in lieve calo. Il Museo del Canova è un luogo di rara bellezza per la cornice in cui è inserito, perché in esso è contenuto tutto lo spirito neoclassico dello scultore, l'immagine totale della sua arte e della sua vita. La Gipsoteca Canoviana è datata 1836 e raccoglie pressoché tutti i modelli originali delle sue sculture, i bozzetti in terracotta, i disegni, i dipinti, così come voluto dal fratello dello scultore Giovanni Battista Sartori. Il termine gipsoteca deriva dal greco e significa proprio raccolta di gessi. Il complesso è costituito dal museo, ma ospita anche un archivio, la biblioteca e alcuni spazi che l'hanno resa nel tempo laboratorio di studio e cultura. Famose sono le lezioni che ogni anno vengono date ai ragazzi, con la possibilità di creare dal nulla attraverso la materia dei manufatti, proprio come il grande maestro. Un luogo in grado di educare e trasmettere cultura attraverso un accompagnamento continuo dei sensi alla bellezza. Potremmo suddividere i locali della Gipsoteca in due parti. La prima, ottocentesca, fu costruita dall'architetto Francesco Lazzari su commissione di Monsignor Sartori per creare un Olimpo della scultura in cui fossero raccolti tutti i gessi del Canova, e così fu. Le opere furono trasferite da Roma a partire dal 1826, 4 anni dopo la morte dello scultore. Nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, una granata colpì la Gipsoteca. Alcuni gessi furono completamente distrutti. Poi, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, per prevenire nuovi bombardamenti, la Gipsoteca fu in parte svuotata e le statue trasferite. Disposte nei 3 settori trovano collocazione il Perseo, Venere, Marte, Adone, la Maddalena Penitente, Paride, Ettore e Aiace con Napoleone Bonaparte. I gessi sono distribuiti seguendo un percorso ideale indicato proprio dai soggetti, da una parte i soggetti sacri, dall'altra le Veneri, le ninfe e le danzatrici. La seconda parte del museo, l'ala scarpiana, così chiamata perché costruita proprio dall'architetto Carlo Scarpa. Scarpa costruì uno spazio espositivo pensato apposta per far calare la luce dall'alto affinché battezzi ogni bozzetto in gesso e terracotta. La luce filtra e illumina il palcoscenico, accarezza le forme della perfezione e dell'immortalità. Le Grazie, Amore e Psiche, 2 danzatrici e la storica rappresentazione di George Washington.